ha pianto. Ma era qui lei, era qui? No, io non ero qui, però ero in vicinanza e sono arrivato subito dopo. Per fortuna non ci sono stati feriti, danni a persone, quindi... però insomma, adesso distrutto i negozi. Oltre 100 le chiamate alla sala operativa dei Vigili del Fuoco per una tromba d'aria e una bomba d'acqua che hanno colpito il centro di Rovigo e la provincia. Una donna è rimasta leggermente ferita mentre si trovava all'interno del centro commerciale di Viale Porta Adige, uno dei luoghi più colpiti, oltre ad un negozio di tessuti nella stessa zona. Un capannone che ha avuto il tetto quasi completamente scoperchiato e i prodotti all'interno rovinati dall'acqua per un primo bilancio di oltre 500.000 euro. Sono 10 secondi di terrore, insomma, un quarto d'ora di terrore, però più che altro l'acqua che ci ha distrutto tutto, tutti i tessuti anche. Quindi adesso vabbè. Questo era il tetto, guardate. Questo era il tetto, quello lì era il tetto. Parte del tetto. Adesso è il momento del pianto, poi vediamo, da buoni veneti ci facciamo sulle maniche. Nel centro commerciale tanta paura, intervento dei vigili del fuoco e della polizia, danni al tetto del bar interno e clienti che hanno trovato le auto gravemente danneggiate, come racconta il direttore Nichi Deda. Abbiamo sentito un boato, abbiamo visto pezzi di alberi, macchine distrutte, dopo mi sono reso conto che era una tromba d'aria guardando verso sinistra, diciamo verso Stanghella, che si stava spostando verso di là e niente, tanta paura. E tutto in poco tempo, tra l'altro. Tutto sì, in 30 secondi sarà stato, una roba mai vista. Tanta paura, sì, perché ero dentro in galleria perché faccio servizio di portierato, ho sentito, ho visto gente che entravano tutti da parte del bar e dopodiché siamo usciti a vedere una cosa Mai vista. mai vista. Macchine, adesso voi non vedete niente qua, ma le macchine distrutte tutte. Addirittura una collega ha 3 giorni che ha la macchina nuova distrutta. Richieste di soccorso sono arrivate anche per allagamenti, tetti scoperchiati, alberi pericolanti, danni d'acqua, principalmente colpita Rovigo e i comuni di Lendinara e Lusia. Squadre di vigili del fuoco di rinforzo sono arrivate anche dalle province limitrofe, coordinate con prefettura e protezione civile.